Un fronte caldissimo sui profughi è Vittorio Veneto, una delegazione ospite del CEIS in protesta anche ieri davanti al municipio perché sostiene di essere stata abbandonata dalla prefettura. La denuncia in particolare da parte di 5 immigrati che, pur avendo ottenuto lo status di rifugiato politico, hanno perso di contro il diritto di accoglienza ed ora sono assistiti gratuitamente dalla Caritas, ma non si sa bene fino a quando, spiega il vescovo di Vittorio Veneto. Non saprei dire, intanto perlomeno la scelta è questa, non sono neanche un numero eccessivo, ecco, quindi, con le risorse che in questo momento abbiamo si riesce a far fronte, vediamo come si sviluppano le cose. I migranti con questa incertezza hanno chiesto anche il sostegno del comune, con il sindaco Roberto Tonon che con l'arrivo della nuova prefetta auspica si possa adottare una linea unica in materia di accoglienza. Nel frattempo la Caritas diocesana ha deciso di aprire Casa Murialdo per ospitare i nuovi migranti. Proprio per questo, in questo momento, perché questa è l'emergenza, era una scelta che noi abbiamo fatto proprio in merito a questo, ma ce ne sono anche altri a Motta, ce ne sono a Vittorio Veneto, ne abbiamo a Conegliano stesso, molti. Naturalmente cercando di non fare cose al di sopra delle nostre forze o più lunghe delle nostre gambe, perché questo creerebbe non solo difficoltà che poi non saremmo in grado di gestire, ma provocherebbero poi anche delle reazioni difficilmente gestibili.